Buonasera a tutti e ben chiatas a Gnovis. Al convinceve fantatis anche minors assumi no più di 500 caloris in di a pet di un bisogno di 2000 a fa docis glaciadis continuis per resta bielis. Un fent miedi dal centro Italia è stato identificato da polizie postali di Udine e di Trieste in una investigazione cominciata da denunce di una fantate di 15 anni ricoverate permessi in un ospedale per disturbi dal comportamento alimentare. Il nutrizionista Fals domandava anche video 8 sfantatis minors incoraggiandoli a compiere moz autolesionisti. L'uomo era già stato condannato in passato per pornografie minorili. Incidente sul lavoro, di mattina a Pordenone, un muratore che era da ora fa lavori di demolizione di un'abitazione privata, all'estate appazzò di un muro di cemento che stava per buttare giù. L'uomo era stato sfracagliato e si è ferito una gambe, ma per sua fortuna il muro non lo ha chiappato sotto in pars vitals. Sul posto sono intervenuti i pompieri che lo hanno liberate e con un'autoschiale portata al plantiere, dove è stata chiappata dai soccorritori si è portati in ospedale. Intervenute sono arrivate anche gli agenti delle polizie e il personale dal Spisal. Alle di due feriti, un'evore giovins, il bilancio dall'incidente stradale che è succeduto ieri sera a Pasian di Pordenone, dove che un fantato di Genufance ha perduto il controllo della macchina che era da ora guidata, finendo quindi dos chiasis. Ferita anche il frutto di Gissetani che era con lui. A sono stati tutti e due trasportati in ospedale a Pordenone in condizioni serie. Sul posto i militari de armi dai carabinieri di Sacile, gli sguardi dal FUC per deliberare la strada dalla macchina incartocciate. Al svicino un anziano che apre la mano e a sfile un Rolex di 10.000 euro. Le è capitata Lignandola che una femmina con una scusa si era svicinata a un uomo di 78 anni per straviarlo e aveva chiappato la mano poianle sul sen. L'uomo, imbarazzato, le ha tirate in daur, senza inquargisi però che la femmina si era tenuta l'orloi e gli è stata condannata a 2 anni e 2 mesi per robarie. Dopo il manchiat accordi sul concordato, la DM Electron di Buie ha dichiarato il fallimento. La settimana passata la direzione ha portato i libri scontabili in tribunale e è arrivata la sentenza. Al starà come al curatore fallimentare, Santis Casonato, chiedà una soluzione per il futuro delle aziende che da lavoro a 40 persone smettate in cassa integrazione. Un mese fa i giudici avevano ritenuto inammissibili le domande di concordate, di PDM Italia che per controllare DM Romania. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha bloccato la cessione delle aziende di Cividale Faber al colosso nucleare russo Rosatom. Il chiaf dal governo l'ha esercitato per prime volte verso un'acquisizione delle bande di un soviet russo, la Golden Power, il potere speciale che consente all'esecutivo di intervenire in operazioni finanziarie per difendere assetti proprietari di società in settore strategico e di interesse nazionale. La cessione avrà riguardato il 99% di aziende per una vendita di 150 milioni di euro. Il governo sloveno di domani al molarà di calamirai presi dai carburanti intesaris di servizi se la decisione ha portato all'intensificare il fenomeno dai turisti dal plen che d'Italia in che sdiscia sono buttati giù di là dal confine. Tante di fa esaurire carburanti in diversi benzinari che hanno esponuto cartelli per visare l'assenza di benzina verde o diesel. La scelta slovena è stata annunciata dal primo ministro Robert Golob che ha sottolineato il pericolo di una bugia di 200 milioni di euro spalerari. Il presidente del Consiglio regionale Mauro Zanin ha assistito ieri scovietidura di una stella e foibe di Basovizza, questa dell'Associazione Nazionale Bersaliers. Sintinlo. Sinchi a Basovizza inaugurà il monumento che i bersaglieri hanno voluto mettere per onorare le vittime dalle foibe di Basovizza. Bisogna appunto ricordarci che è stato l'orrore di quel momento, ma bisogna anche pensare che robi sono anche mo presenti al mondo, dove dalla guerra in Ucraina, ma in tutte le guerre che sono dismenteate. E bisogna quindi pensare a popoli, istituzioni, di impegnarsi a fondo per cercare la pace, perché è l'unico modo per evitare
le violenze, per evitare la morte, per evitare l'olore e tornare a fare una situazione di pace, tornare a portare la pace al mondo, così come l'ha detto il San Pari, e quindi bisogna conquistare, fare uno sforzo tutto quanto per chiodi una speranza dal futuro. Vittorie epiche di Webi Gesteco Cividat in gara 4, mentre vigevano in finale playoff per promozione in A2. Cividat ieri vada riporta la serie in parità, vincendo per 70-56 in chiesa degli avversari e come la quinta partita si giocherà a Cividat e cui Calvincia venirà promovuto in seconda serie nazionale. E è stata una partita senza paragone, l'ha commentato il presidente Davide Micalic, Miercus, io del Palacciut, sold out. E alle tutte parusgnotte, Novi saltone domani sera, sempre a Snuf, mancul vince. Mandi, arrivi odisi.